che se c'era mia moglie qua io potevo parlare con voi. Ave un anno che sono chiuso in casa con mia moglie. Non ce la faccio più. Il 2 novembre sono andato al cimitero, no? E c'era un uomo che piangeva sulla tomba di un altro uomo. Ma proprio disperato giusto. Non me lo dovevi fare! Non dovevi morire! Non me lo dovevi fare questo! Io mi sono avvicinato per solidarietà, gli ho fatto le mie condoglianze, ho detto, ma è un parente? No! Era un primo marito di mia moglie. Se non moriva, io mi avessi consumato la vita. E che poi tra l'altro il 2 novembre nel mio condominio è successa l'ira di Dio. È la festa di Halloween. Sì, la festa di Halloween è questa festa americana, no? Dove ci sono i bambini che vanno girando per casa, nelle case delle persone, suonano, dice dolcetto o scherzetto, e tu ci devi dare il dolcetto, perché sennò ti fanno lo scherzetto che ti tirano i coriandoli sulla porta. America. Nonno me palazzo, la signora Muscato non gli ha aperto la porta, ci tagliare il ruote della macchina e ci pigliare la finestra a petate. Ma pure mia moglie mi ha detto, ma che cos'è questa festa di Halloween? Ci sa, amore, è una festa dove tu ti devi travestire per fare scandare i cristiani. E mia moglie, bello, mi posso vestire da strega. Ci disse, fatti prestare i vestiti di tua madre, ci disse, che è perfetta. Però poi alla fine mia moglie è riuscita a farmi spaventare, ma mi fece scantare giusto. Cioè ha trovato un travestimento che mi ha fatto morire di paura. Come si è vestita? Con l'abito da sposa. Ho pianto tutta la notte, Moscato. Ma la cosa peggiore è successa a mio padre, che il giorno della festa di Halloween si presentò in accappatoio davanti a mia madre e sotto all'accappatoio completamente nudo. Si mise davanti, ha aperto l'accappatoio e ci disse a mia madre, dolcetto o scherzetto? E mia madre, dolcetto una vuota, ora è scherzetto sicuro.